Raga, ciao a tutti dal comandone veneziano. Real Madrid-Napoli è andata finita 2-1 a San Paolo per il Real. Dobbiamo rimontare. Vediamo se è possibile, vediamo se è fattibile, vediamo se si può fare. Chiaramente mi scuso per il discorso stadi, non riesco a selezionare i stadi giusti. Sta a modo, non capisco sto problema. Mi dai stadi un po' la cazzo di cane. Questo è un Santiago Bernabéu un po' così, insomma, diciamo. Vabbè, accontentatevi, non mi riesce, non capisco il perché. È così, vai. Ritorno di Champions, anzi di Coppa dei Campioni. Due a 1 sarà durissimo, ovviamente. Vincere al Bernabéu non è semplice. Ma il Napoli ce la può fare perché ha il più grande, Diego Armando Maradona, e il re della Coppa del Mondo. Vitor Real ovviamente prova a gestire la palla, però non può speculare troppo sul risultato. Chiaramente l'1-0 non basta. Errore devastante questo. Ferrara De Napoli. Attenzione Diego, Diego sbaglia purtroppo. Dai, pressiamo. Dai però. Niente. Recupera Ferrara ma la riperde subito. Crippa. Diego Armando. Ciro Ferrara. Non sbagliarla, Maradona, qua fa un numero. Dieguito, non ci credo. Peccato. Neanche angolo, ma dai, che stronzata è. Attenzione, Maradona. Mamma mia, per poco, peccato. Bisogna pressarli però, raga, bisogna fare subito un gol. Andiamo di offensiva e fancuore. Rischio, ma ci siamo, vai Diego. Diego per Jean-Frank. Careca. Attacco del Napoli importante, sta diluviando qui al Bernabéu, un Bernabéu un po' curioso. Attenzione Zola. Zola se ne va benissimo. Zola per Diego. Dieguito. Diego! Cosa ha fatto Diego? Il Napoli è ancora vivo. Il Napoli è ancora vivo. Che prodezza però di Mara, signori. Tic. E Mara la insacca. Gol da fenomeno. Tic. Il sinistro magico del pibe de oro. Zola. Bravi raga. 1-0 per il Naples. Stadio ammutolito. Attenzione però il Madrid. Subito ci prova. Bravissimi. Verigodo. Diego. Occhio Careca. Crippa. Molto bene per Jean-Frank. Mamma mia, Jean-Frank, peccato. Ma ancora Napoli. Come gioca il Napoli oggi? Francini. Rimessa laterale per i partenopei.
De Napoli. Maradona è fortunato, oh cazzo. Ferrara. Crippa prova il tiro, peccato. E non possiamo perdere Maradona però, Maradona addirittura a bordo campo. Sbaglia il Madrid, però il Madrid che non capisce. In confusione il Madrid. Tanto può rientrare Diego. Speriamo bene. Alemao. Prova un tiro veramente improponibile. Maradona non sta benissimo però, Non ci voleva questo, infatti è ancora un po' zoppo. Diego però con la sua classe fa tutto Careca. Fermato Careca. Bravo Crippa. Alemao. Alemao sbaglia il controllo. Real ha un po' d'ansia, ragazzi. Finisce la prima frazione. Ocio. Che liscio. Non ci credo, palo del Madrid, che culo. Finisce il primo tempo, molto fortunato il Napoli perché veramente all'ultimo secondo del primo tempo palo osceno del Madrid. Seconda frazione. Ancora Maradona che c'è ancora il simbolino, ragazzi, no good. Careca, se prendiamo Maradona è finita. Attenzione Diego. Diego non sta bene. Kendo. Perché lui è Kendo, signore. Il signor Kendo. Nel ultra, mamma mia. Che rischio. No, era Oracio il buitre gol. Mamma mia. Graziati. Galli al rinvio. Ma Napoli impreciso adesso. Francini. Zola. Tanti errori adesso. La pioggia non aiuta. Attenzione 1-2 Aragon. In mezzo. Mamma mia, dopo il palo la traversa, autotraversa. Poi passo, che sofferenza adesso. Attenzione però Maradona inventa. Zola deve tentare il numeraccio. Zola ce la fa. Zola. Attenzione mamma mia. Maradona è a pezzi, raga. Testa fuori. Ancora angolo però. Vai Dieguito. Rinvia il portiere. Attenzione Maradona ci prova. Non basta però. Maradona, per che sfiga, il mio giocatore migliore distrutto, zio Ken. Dai, che ce la meritiamo noi. Brutta, gol. Meritato il gol del Madrid purtroppo. Pareggia il Real de Madrid. Sotto il diluvio. Sanchez pareggia. In questo momento siamo ancora più fuori, raga. Diego. Non Zola, scusate. Zola per Alemao! E subito Alemao, incredibile! Ed è subito gol di Alemao.
Il Napoli trova subito il gol del vantaggio in questo momento, tempi supplementari. Adesso se segniamo un gol so cazzi per il Real. Incredibile, incredibile al Bernabeu. Un Bernabeu un po' pittoresco, ma pur sempre il Bernabeu per noi. No, cagatissima, cagatissima. Zola. Careca, Maradona è proprio a pezzi, non si vede più, attenzione però Careca, il K. No. Le dura, Beppe, le dura. Brutto fallo qua di Alemao. Brutto, brutto, brutto. Beh, onda rosso però, c'era proprio il cupolotto madrileno. Mamma mia, meno male. Che roba nostra, niente. No, Sanchez gol. All'80esimo Ugol Sanchez, come soprannominato dei beniamini spagnoli. Porta il risultato sul pareggio. Incredibile, cagatissima qua. Sanchez fa un numero d'alta scuola ed esternazzo, colpisce, batte Galli. Di nuovo fuori adesso. Un gol ci può bastare, cioè basta un gol, però bisogna farlo. Lemao, incredibile. Ho perso l'andata la partita perché perdere 2-1 così. Ci sta provando in tutti i modi il Napoli. Ma il Reale è più esperto, squadra più esperta, guarda che roba, guarda cosa fa qua Butraghegno. Il Butre Show. Mara. Purtroppo con Maradona rotto, però è difficile. Attenzione però qua, cosa succede? Silenzio, silenzio, silenzio. Maradona! Regalata. Non ci voglio credere. Attenzione, errore però qua della difesa spagnola. Zola. Jean-Franck Zola. Zola entra in area. Ah, bruttissimo. Finisce qua, raga. Purtroppo Reale più squadra, mamma mia. Che amaro però, amarissimo finale. Il Real vuole in semifinale, il Napoli chiude i quarti. Un Bernabeu un po' così, una pioggia un po' così, un'eliminazione un po' così. Vediamo un po' chi vince, così passiamo le statistiche. Raga, andiamo a vedere l'albo d'oro, Fioi, è ancora Milan, è pazzesco, è ancora il Milan a vincere. Finora solo il Milan ha vinto, cioè... non so che dire, Fioi, non so veramente che dire. Ovviamente sono contento dal punto di vista da tifoso, perché però... la fatalità è che in realtà ha vinto il Milan in queste 2 stagioni, però... c'è anche la vittoria pesante, scusate, qua del 2000, del 99-2000, che insomma ti fa capire che lo so bene, pronto si va a posto. Che il Milan in questo momento sta dominando. Gullit l'MVP della stagione 90-91, Gullit a scarpa d'oro con 5 gol. Van Basten e Zola, scusate però qua, Zola devono cambiare i colori. Zola 5 3 fottutissimi assist insieme a Marco Van Basten, che vince la seconda volta, pensa non il scarpa d'oro ma l'assist man, pazzesco, molto curiosa la cosa, e basta insomma. Quindi adesso andiamo a vedere la stagione 91-92, di scegliere insomma la squadra più appropriata, la scegliamo insieme, raga. Ovviamente ho scelto la Samp e mettiamoci anche Doria per questa stagione 91-92. Raga, solo te lo commento veneziano, peccato col Napoli. Comunque il Milan per il momento è devastante, ma quest'anno non c'è.
Ciao, siamo contro l'Onved comunque, squadra. La squadra di Puskás degli anni 50, credo. Ciao!